Bella, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Siamo finalmente in Divisione 2. Abbiamo anche già fatto la prima partita in Divisione 2, l'abbiamo pareggiata 2-2. E adesso andiamo a cercare subito il prossimo avversario, l'avversario di questa puntata, per vedere di provare a scalare verso il miracolo che dovrebbe essere la Divisione 1. Vedremo che cosa riusciremo a fare. E come sempre, ragazzi, se vi fa piacere sostenermi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli, magari lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in questo Napoli contro Napoli. Interessante. Comprate i FIFA? Vabbè. Napoli contro Napoli. Ci consigliano qui di comprare i FIFA, non si sa per quale motivo. Ok, schema di gioco, abbiamo Anghissà a terra, Traoré, Maradona, interessante. Allora, vedere lui come sta messo. Ok, Deco Raul, io tenderei a fare un attimo così per cercare di non scoprirmi troppo, almeno all'inizio, e vedere com'è la situazione quando gioca. Alzo solo un po' le mezzali, vediamo un po' e andiamo a match. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Quest'audio si parte. Osimhen muove la palla verso Caciuste che prova ad allargare per Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che appoggia Zelinski, che va da Caciuste, che cerca Osimhen, che va da Zelinski, che l'appoggia a Kvaratskhelia, incredibile, Kvara dentro per Osimhen. Partenza shock, ragazzi, 1-0 Victor Osimhen. Ha aperto le marcature con una rete importante, l'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da attenzione, ripartono adesso loro. Grande Caciuste, palla riparata da Lobotka che fa una cagata pazzesca. Lobotka, Caciuste la dà a Zelinski, prova ad allungare subito. Politano cerca subito Osimhen che prova a girarsi, fallo su Osi. Siamo partiti fortissimo, ragazzi, con una grande azione avvolgente. Allora Lobotka, Kerka cerca di capire cosa fare, prova ad andare verso Victor Osimhen, la palla non passa, troppo debole questo passaggio per Lobo. Attenzione, va dentro Ronaldinho, attenzione Rachmani in ritardo, Digno fin dentro, chiusura di Nathan pazzesca, poi Caciuste riesce ad andare da Osimhen che appoggia per Zelinski, la dà poi a Mario Rui che fa correre ancora Pietro, che va dentro, almeno provato ad andare da Kvaratskhelia, niente da fare. Nathan va in chiusura, Nathan, palla dentro, Raul prova a chiudere Caciuste, cross in mezzo, chiusura di Caciuste, fallo laterale per loro. Attenzione, Caciuste, grande recupero palla per Zelinski che sbaglia l'appoggio qui. Rachmani, Zelinski prova a chiudere, scende verso De Ligt, entra a fare, imbucata che non riesce perché Nathan recupera palla, Zelinski, Caciuste, palla per Kvaratskhelia, appoggia per Mario Rui che la ridà a Kvaratskhelia, si gira Kvara, dentro per Victor, palla troppo sbagliata, Mario Rui recupera palla, Victor Osimhen, palla per Zelinski, cerca Victor che spara, la parata di non so chi, perché non so chi c'è in porta, o almeno non me lo ricordo. Bella giocata qui, ragazzi. Adesso Mario Rui andrà da Amir Rachmani prova a prendere posizione, a spizzarla dentro, niente da fare, brutto angolo battuto da Rui. Attenzione Lobotka, prova a scendere Lobo verso Messi che prova ad andare dentro, recuperata palla da Zelinski che allarga per Mario Rui che si trova dall'altro lato e adesso di esterno prova a dare una palla magica verso Kvaratskhelia, un po' pretenziosa però. Attenzione, provano ad andare dentro, Lobotka in chiusura insieme a Mario Rui, Zelinski, palla per Caciuste, Nathan, Caciuste, stiamo rischiando parecchio, Zelinski, Lobotka, palla per Politano, prova ad andare dentro, Politano va da Lobo che però si allunga questa palla verso De Ligt, attenzione, palla dentro di Lorenzo,
Di Lorenzo, palla per Zielinski, allarga per Mario Rui che prova ad allargare per Kvaratskhelia, la palla arriva con un po' di fortuna, Kvaratskhelia prova a crossare dentro per Politano che non arriva a colpire purtroppo. Attenzione, Di Lorenzo si fa bruciare da Nini, adesso prova a stargli dietro di corsa. Attenzione Salah e Lobotka a dargli una mano con Zielinski che allarga ancora per Kvaratskhelia, che appoggia Mario Rui, che la ridà Kvaratskhelia, gran giocata Kvaratskhelia, 1-2 con Zielinski, se ne va ancora Kvara che prova ad alzare questa palla, non ci riesce, prova a ripartire il nostro avversario con una gran giocata, ma Rachmani attentissimo, poi per Rui, palla per Zielinski, appoggia per Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski, che la ridà Kvaratskhelia che prova a penetrare, Kvaratskhelia dentro per Osimhen che non riesce ad arrivare al tiro. Errore qui, Raul intanto prova a girare per Messi, ancora palla per Raul, va in chiusura Rachmani, poi Nathan, Zielinski anticipato qui, Rachmani, spazzami Rachmani, verso Victor Osimhen, appoggia per Zielinski, palla per Kvaratskhelia che rientra, scende Kvaratskhelia, prova a prendere campo, niente da fare, Di Lorenzo in chiusura su Digno, palla per Mario Rui che va da Zielinski, che va da Kvaratskhelia, che si gira e se ne va Kvicia. Attenzione Kvaratskhelia, vede dentro di Rabona, Osimhen in realtà voleva andare da Zielinski, niente da fare. Lancio lungo del portiere, Messi va a colpire di testa, il lancio lungo qui con Di Lorenzo che appoggia a Meret, che prende palla e rilancia lungo, lontano dai problemi, che però adesso ritornano con Raul, che prova ad andare dentro a Ronaldinho, Rachmani, Zielinski prova ad andare da Cagiuste, niente da fare, brutta giocata qui, Nathan deve chiudere su Messi, mamma mia, sto per fare una follia pazzesca, e intanto qui guadagniamo rimessa dal fondo, invece no, solo fallo laterale, male così, sto filo qua quando giocare a sto coso. Nathan prova a spazzare lungo, niente da fare, ma Zielinski recupera palla, prova a darla a Kvaratskhelia, niente da fare, la palla è dentro, Nathan, ma dai, mangio lo stufilo, ma stavo facendo sangue, yeah. Pareggio di Raul con una puttanata difensiva da parte nostra, come siamo soliti fare. Kvaratskhelia, Zielinski, Cagiuste, Osimhen dentro per Zielinski che non riesce ad entrare, attenzione Rachmani, recupera palla, non riesce ad andare da Mario Rui, prova ad attaccare adesso Messi, palla dentro e poi Zielinski la butta fuori. Fine primo tempo ragazzi, che ci trova in pareggio di 1-1 per una follia difensiva purtroppo, peccato perché stiamo giocando comunque bene. Secondo tempo Neymar, proviamo a pressare, Rachmani a saltare su Neymar, Cagiuste prova ad andare da Osimhen, niente da fare, Zielinski, bel break di Zielo qua che prova ad andare da Kvaratskhelia con poca convinzione secondo me. Nathan colpisce di testa a Cagiuste, errore di Zielinski che perde questa palla bruttissima, Rachmani, larga Rachmani verso Matteo Politano, Politano prova ad andare dentro da Victor, attenzione Raul, attenzione Digno prova ad andarsene, torna anche Di Lorenzo, arriva Cagiuste, Di Lorenzo, bel recupero palla di Giannino che prova a ripartire, il capitano Di Lorenzo appoggia male, infatti la perde, grande Nathan qui, poi Mario Rui prova ad allargare per Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, un po' di confusione, poi riusciamo a ripartire con Lobotka che prova ad andare dentro da Osimhen che recupera questa palla, prova ad andare da Politano, confusione totale in questo momento con Politano che non riesce ad andarsene sulla fascia. Attenzione, break di Lobo, Cagiuste, tacco per Politano, entra Politano, prova ad appoggiare dentro per Lobotka, prova ad andare di nuovo da Politano, gran palla, la palla passa Politano, cross in mezzo verso Kvaratskhelia che di testa, incredibilmente Fiscia Kvaratskhelia ci riporta avanti. 21esimo gol stagionale per Kvaratskhelia ragazzi.
Attenzione, palla dentro, Rachmani prova a metterla fuori, poi Zielinski, Politano, Osimhen prova ad andare da Kvara, senza fortuna qui, Zielinski, attenzione, Cagiuste, palla dentro, Neymar, Meret, Alex Meret. C'era bisogno di lui. Cercherà il compagno meglio piazzato. Vediamo. Attenzione, calcio d'angolo battuto corto con Raul che rientra, non ci credo. Di Lorenzo la mette fuori, Kvaratskhelia la butta verso Zielinski che prova, follia pazzesca di Zielinski qua ragazzi. Di Lorenzo prova a rientrare su Neymar, Lobotka prova ad alzarla fuori, Kvaratskhelia prova a buttarla fuori ancora, niente, Mario Rui, Cagiuste, palla per Politano, dribbling di Politano, prova ad andarsene, fallo secondo me su Politano, ma niente da fare. Di Lorenzo prova ad andare da Matteo Politano dentro per Victor, troppa fretta, infatti sbagliamo. Nathan, torna anche Lobo su Neymar, niente da fare, prova a chiudere Di Lorenzo, non ci riesce, passa non so chi, la palla dentro, ma che gol ho preso ragazzi. Ma che gol ho preso ragazzi. Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno allora dentro Simeone, assolutamente dentro un gong, fuori Zielinski anche, dentro Lindstrom, diventa trequartista, e dentro MS3, sì, dentro anche Giacomino, dentro Giacomino per Kvaratskhelia, assolutamente cambia tutto l'attacco, e dentro anche Leo Ostigard per Nathan che è molto stanco, va bene così, volevo mettere anche Diego ma preferisco andare così. Simeone, palla per Cagiuste che allarga per Giannino, Di Lorenzo, palla per Gong che prova ad appoggiare per Lobotka, la palla passa. Rachmani prova a tornare, Ronaldinho, attenzione Di Lorenzo, deve chiudere su Digno, Di Lorenzo passa qui, Ronaldinho, Neymar, Ostigard, poi Lindstrom, palla per Cagiuste che allarga per Gong, rientra Gong dentro per Lobotka, prova a ridarla a Gong, giocata malissimo qua. Attenzione Rachmani, gran recupero su Digno, Gong per Lobotka, ancora errore ma Cagiuste riesce a servire ancora un Gong sulla corsa, rientra un Gong, dribbling, attenzione se ne va un Gong, prova ad arrivare al tiro, non ci riesce, perché riesce a recuperare la difesa. Attenzione Rachmani, grande anticipo di Rachmani che prova adesso a scendere lui, scende Rachmani, cerca Cagiuste, appoggia Lobotka, dentro per Lindstrom, l'appoggia a Lobo che va dentro dal Ciolito, la palla non passa. Di Lorenzo, attenzione, prova a tornare a prendere palla, Di Lorenzo ci riesce, dentro per Gong ancora, si gira Gong, va dentro da Lobotka che penetra, cross in mezzo, Raspadori, arriva il Ciolito, Simeone, niente da fare, non ci credo. Attenzione, palla per Lindstrom, si gira Lindstrom, cerca Mario Rui che penetra, il cross in mezzo di Rui, arriva Gong che non riesce a colpire di testa. Lobotka prova adesso a rincorrere Digno, attenzione dall'altro lato, palla dentro e Lobotka la mette fuori solo per un momento. Attenzione Ostigard, Mario Rui deve andare a recuperare questa palla, Rui ci riesce, prova ad allargare, ancora errore però in impostazione, cross in mezzo, Rui la lascia lì purtroppo. Attenzione Diego, palla dentro, Rachmani e Lindstrom prova ad alzarla adesso verso Raspadori, la palla ancora non è recuperata, non riusciamo a costruire purtroppo. Ostigard va dentro da Mario Rui, palla per Raspadori che appoggia per Lindstrom, dentro per Giacomino, Raspadori che cerca dentro il Ciolito, questa palla Di Lorenzo, Cagiuste, palla per Gong, attenzione Lindstrom, fallo di Lindstrom, ma finisce qui 2-2. Secondo pareggio consecutivo, partita strana ragazzi.
preso 2 gol molto stupidi, molto stupidi, secondo me. Mettiamo di 5 punti, ma ripeto, ho preso 2 gol veramente stupidi.